Il professor Manno ci tiene alla puntualità e sono le 18.04, non facciamo nemmeno il quarto d'ora accademico e iniziamo il nostro incontro di stasera. Io ero un po' preoccupato 5 minuti fa, dico forse siamo già in clima estivo e di ferie, e invece in 5 minuti la sala si è riempita e penso che concludiamo questa prima parte del nostro progetto Venezie per poi ritrovarci a settembre con tutta l'attività che ritorna. Fuori c'è un volantino, si sono segnate anche le date da settembre, ottobre e novembre. Chi non avesse ricevuto l'invito c'è un foglietto, lo può prendere e poi consegnarlo alla libreria Mondadori e da settembre sarete invitati a domicilio. Perché qualcuno dice ma i miei amici ricevono il messaggio, l'invito e noi non riceviamo. Evidentemente non abbiamo avuto né il numero di telefono né l'email, però possiamo provvedere immediatamente. Detto questo, io mi devo scusare con l'amico Giorgio Fazzin che stasera è qui con noi, il nostro ospite prestigioso, con questa bellissima incontro sulle antiche vie di comunicazione tra Mestre e Venezie. Sul progetto Venezie ve ne parlerà molto meglio di me il professor Manno, che io veramente voglio ringraziare anche in questa occasione per questa sua intuizione di questa serie di incontri nel progetto Venezie, che è partita l'anno scorso un po' in sordina e cammin facendo invece con il passaparola ha preso una piega molto molto positiva, e la vostra presenza di questa sera mi conferma che sono iniziative molto apprezzate anche da parte di veneziani. Vedo l'ingegnere Baroncini, vedo altri veneziani che ringrazio, perché venire da Venezia a Mestre è anche un po' un buon viaggio, ma significa che le cose sono apprezzate. Il Circolo Veneto, che promuove queste iniziative, voi sapete, ha una serie di attività culturali. Siamo reduci da una conclusione di un premio letterario che abbiamo fatto con le scuole e che si è concluso il 24 di questo mese con grande soddisfazione, sia per i premiati, sia per i filialisti, sia per le scuole che hanno partecipato, ma soprattutto per gli over che non hanno partecipato. Vedo un paio di giornalisti amici, qualche professore di lettere. Anche in questa occasione voglio ringraziarli, perché la loro collaborazione e la loro partecipazione nelle nostre attività sta facendo crescere anche questo nostro progetto. Premio letterario l'abbiamo chiamato, professor Manno, un po' ampollosamente, ma è racconto breve, che sta avendo un buon numero di partecipanti. Sono 200 quelli che hanno partecipato quest'anno, tant'è che dovremo porci il problema di dove fare la finale l'anno prossimo, perché all'M9 non ci stiamo e dobbiamo mandare via le persone. Quindi un grazie anche agli amici e le amiche professoresse del professor Manno, che sono sotto la sua direzione anche una lunga mano del premio letterario. La Scarcella non l'ho vista, ma la voglio ringraziare pubblicamente, eccola là, molto bene. Altre attività del Circolo Veneto: siamo in fase di selezione del premio Mestre di pittura. Voi sapete che a settembre tradizionalmente noi facciamo la mostra del premio Mestre di pittura. Posso dirvi che quest'anno si sono iscritti da tutta Italia e dall'estero 700 pittori, hanno già mandato le loro opere, ovviamente in formato digitale. La giuria li sta esaminando e per settembre vedremo i 60 finalisti e voi siete tutti invitati a venirla a vedere. Noi abbiamo una tradizione che quelli che frequentano la nostra attività possono implementare il gruppo degli amici del premio Mestre e della giuria popolare, perché il nostro premio ha due giurie: una giuria tecnica che ragiona con dei canoni canonici delle giurie tecniche e una giuria invece popolare che dà un giudizio sulle emotività, va a vedere il quadro e segnala con un telefonino, con i mezzi informatici, qual è il quadro che le emoziona di più. Quindi noi abbiamo due premi: un premio della giuria tecnica e un premio della giuria popolare. Peraltro il premio della giuria popolare quest'anno e anche l'anno scorso si è arricchito di un concorso che abbiamo potuto realizzare con l'Accademia delle Belle Arti di Venezia,
I ragazzi che frequentano il corso di scultura hanno realizzato un concorso con un bozzetto per individuare il trofeo della giuria popolare. Quindi c'è un concorso dei ragazzi dell'Accademia che alla fine si conclude con un bozzetto che sarà il premio che noi diamo all'artista che è stato individuato dalla giuria popolare. Tutta sta manfrina per dirvi che se volete far parte della giuria popolare, sempre nel foglietto potete indicare anche questo e a settembre ci vedremo. Mi fermo con le attività del circolo perché altrimenti Mano dice mi porti via tutto lo spazio e ha perfettamente ragione, anche perché la serata oggi è il progetto Venezie col nostro amico Fazzin, una iniziativa molto bella che non si conclude ma che si concluderà a fine anno con la seconda edizione, ma poi in cantiere avremo degli altri incontri. Io veramente vi devo scusare perché ho avuto un piccolo contrattempo e devo assentarmi, però siccome ho visto che tra le varie cose che il Centro Culturale Candiani fa c'è anche la registrazione e viene messa su YouTube, io me la vedrò con molta calma domani, anche se non sono in presenza, lo vedrò via YouTube. Un grazie a voi. E adesso l'applauso che voi fate in questo momento non è per me, ma è per il professor Manno per incitarlo a presentare questo nostro incontro. Un bellissimo applauso. Grazie Cesare. E siamo arrivati all'ultimo degli interventi prima della pausa estiva e possiamo essere soddisfatti perché oltre all'affluenza di pubblico, i risultati e quanto ci hanno raccontato i relatori che sono intervenuti in questi mesi è veramente rispondente al progetto Venezia. Questo progetto, se voi volete approfondirne le linee costitutive, lo potrete leggere in una introduzione che è inserita nel sito del Circolo Veneto. È molto facile trovarla perché nel volantino che è stato distribuito ci sono dei codici qua giù in fondo e uno di questi, il primo, che si chiama Introduzione, se voi lo mettete a fuoco vi fa entrare direttamente nelle pagine del sito del Circolo e vi mette a disposizione il nostro progetto, che, lo dico per chi ancora non lo sapesse, è un progetto sì che intende raccontare la complessa e ricca e straordinaria storia di Venezia, ma la novità, e io credo che questo sia uno dei motivi di apprezzamento del pubblico che abbiamo avuto fino adesso, la novità, dicevo, è quella di mettere in relazione Mestre con Venezia e quindi di tentare una lettura, un racconto storico per immagini che diciamo non è del tutto battuto, del tutto indagato e da questo punto di vista siamo particolarmente orgogliosi di questa impostazione. Io ho avuto parecchi riscontri da parte del pubblico che ha partecipato a queste iniziative e che appunto mi racconta che spesso viene qui per proprio capire meglio questi nessi che sono sempre esistiti storicamente tra Mestre e Venezia. In fondo, se noi pensiamo alle vicende di Altino, alla sua scomparsa progressiva e poi alla fondazione prima di Torcello e poi di Venezia, semplificando molto e rimanendo diciamo nelle affermazioni non dimostrate, ma semplificando molto potremmo dire che Mestre, dopo tanti secoli, ha preso il posto di Altino. Dovremmo dare un titolo un po' erudito, potremmo parlare di Mestre altera Altino. E quindi il suo ruolo è un ruolo che ci porta a una considerazione, cioè perché Mestre, a differenza di Altino, nasce prima per la presenza di Treviso, che in Mestre ha sempre visto il suo sbocco naturale, anche per la direzione, il suo sbocco naturale in laguna e quindi con i commerci con Venezia e con l'Oriente. E poi dopo
dopo la conquista veneziana del 1337, Mestre diventa quella che nella introduzione al progetto Venezia abbiamo chiamato la porta da terra di Venezia. La porta da terra di Venezia. E dunque non può essere letta come un contesto territoriale la cui storia è separata da Venezia, perché Mestre è una parte integrante di Venezia. Mestre è il simbolo, ma anche il luogo fisico e reale che ci parla di una Venezia che cambia politica, che cambia idea di sé, perché in precedenza era sempre stata proiettata verso i mari, i commerci con l'Oriente, e lo sarà per altri secoli, ma la presa di Mestre per Venezia significa un cambiamento di identità, in quanto Venezia decide di mettere i piedi sulla terraferma e di avviare la conquista della terraferma che completerà alla fine del 400. Ecco, queste sono alcune ragioni delle scelte che abbiamo fatto, e la conferenza di stasera di Giorgio Fazzin è forse una delle più centrali in questa prospettiva. Io ricordo una conferenza di Giorgio, se non sbaglio dell'anno scorso, mi pare, dell'aprile dell'anno scorso, dove lui è venuto in questa stessa sala e per l'Università del Tempo Libero, un'altra benemerita associazione per le sue iniziative culturali, tenne una conferenza sulle origini di Venezia, orientando le sue spiegazioni e cimentandosi con un problema che io personalmente, da studioso da storia dell'arte, da storico di Venezia, ho sempre trovato estremamente ostico, difficile e complesso, perché in quella conferenza, e spero che poi appunto dopo, anzi senza spero, sono sicuro che Giorgio ce ne riparlerà, riproponendo però aspetti nuovi, Giorgio ha spiegato le modificazioni che il territorio della Gronda lagunare, a partire dal Brenta e andando fino al Piave, il territorio ha subito nel corso dei secoli. Modificazioni dovute non solo a eventi meteorologici, inondazioni e quant'altro, ma spesso e volentieri a interventi dell'uomo, e quindi soprattutto per esempio da parte di Padova, ma soprattutto da parte di Venezia, che come voi sapete ha sempre guardato con estremo interesse il governo delle acque, non solo della laguna, ma anche delle acque. Della laguna, perché la laguna per Venezia è il proprio porto e quindi bisogna preservarlo dagli insabbiamenti per evitare la fine che poi fecero altre repubbliche marinare, e cito quella di Pisa. Ma la Gronda lagunare significa anche difendere la laguna dai sedimenti che vengono portati dai fiumi, ma c'è anche un altro aspetto che forse viene considerato poco. Noi ritorniamo a parlare di secoli in cui le comunicazioni fluviali erano molto più strategiche di quelle stradali. Le strade di allora, e parliamo del Medioevo, erano quasi impraticabili, spesso devastate dalle piogge, dalle alluvioni. I fiumi, anche se in caso di inondazioni sostenute venivano persino modificati, però i fiumi consentivano alla fine una sicurezza, una certa continuità di comunicazioni e di trasporto. Quindi non solo venivano visti in connessione con la laguna, con la difesa del porto, ma venivano anche guardati come vie di comunicazione e quindi come strumenti del commercio veneziano, che poi non era fine a se stesso. Le merci che arrivavano a Venezia, che transitavano per Venezia, poi partivano, andavano in terraferma e raggiungevano le parti più distanti dell'Europa. Giorgio tenterà, dico tenterà perché il tempo è poco e la materia, come ripeto, è complessa e difficile, tenterà di illustrarci questo processo e in quella conferenza che io sentii lo fece in maniera molto, molto azzeccata, perché una qualità di Fazzin, che voi credo conosciate perché Giorgio è spesso in giro a tenere conferenze e non si interessa solamente di fiumi e di lagune. Giorgio
potremmo definirlo uno studioso enciclopedico, perché si interessa di iscrizioni, per i quali poi ha avuto delle collaborazioni col comune, se non sbaglio, ma si interessa di esoterismo, si interessa di scuole, si interessa del Leone di San Marco e quant'altro. È una persona che ha un amore sfegatato per la storia di Venezia, ma anche di Mestre, che ha una qualità, una rara qualità, che è quella di saper comunicare attraverso le immagini e quindi di mettere in stretta relazione le spiegazioni verbali, le parole che lui usa, con un uso, secondo me, estremamente originale delle immagini, e credo che lo vedrete adesso quando lui comincerà. Bene, allora io intanto lo ringrazio. Ringrazio Giorgio per aver accettato e anche per quello che ci dirà, poi dopo alla fine, se abbiamo un po' di tempo, ci sarà la possibilità di fargli alcune domande. E con questo vi invito a ritornare qui a seguire le conferenze del progetto Venezia quando riprenderemo dopo la pausa estiva, cioè il 5 di settembre. Il 5 di settembre ci sarà Sandra Stocchetto che ci parlerà del commercio del caffè a Venezia, un argomento veramente intrigante e che vi invito a non perdere, perché vi assicuro che quanto ci racconterà Sandra Stocchetto non sarà solo il frutto dei soliti discorsi, ma è il frutto di una lunghissima ricerca che Sandra ha tenuto andando e frequentando gli archivi, e in particolare l'Archivio di Stato. Io con questo cedo la parola a Giorgio e vi auguro anche una buona vacanza estiva. Bene, allora, intanto buonasera a tutti. Ringrazio per l'invito naturalmente Cesare Campa, presidente del Circolo Veneto, e naturalmente Antonio Manno, che ha fatto la mia presentazione. Allora, due parole su questa immagine. Questa è una carta idrografica dei primi del Settecento. Penso abbiate riconosciuto naturalmente Venezia, le sue isole, e questa è la laguna naturalmente. Questo primo fiume è il Brenta che va a sfociare in laguna a Fusina, e questo è il Musone che passa per Campo San Piero. Qui siamo a Mirano, ecco il taglio del Musone fatto nel Cinquecento. Il Musone è un fiume che passava con alcune diramazioni proprio vicino a Mestre. E il Musone poi sfocia, o sfociava meglio, perché è un fiume che un po' si è inaridito nel tempo, ma che sfociava vicino a San Giuliano. Ecco il nostro Marzenego che passa per Noale, che passa per Mestre e poi sfocia qui a San Giuliano. Questo è il Dese, questo è lo Zero, che si uniscono prima di uscire in laguna, e poi abbiamo il Sile, che naturalmente passa per Treviso e sfocia praticamente di fronte a Torcello. Su questa mappa, come vedete, viene segnato molto bene anche il terraglio che naturalmente unisce Treviso a Mestre. Perché vi sto parlando dei fiumi? Perché questa immagine dei fiumi? Perché i fiumi, come ha detto prima anche Antonio Manno, sono sempre stati un tramite nelle vitali comunicazioni tra l'entroterra e la città di Venezia. Senza queste comunicazioni Venezia non sarebbe esistita, perché Venezia ha bisogno praticamente di tutto per vivere. Infatti imbarcazioni scendevano e salivano questi fiumi, e alle loro foci poi c'erano dei porti, come d'altra parte c'erano dei porti su canali che si affacciavano alla gronda lagunare, i quali questi porti, da questi porti partivano costantemente imbarcazioni che fornivano a Venezia di tutto quello che aveva bisogno,
e da Venezia eventualmente portavano verso l'entroterra tutto quello che Venezia produceva. Però c'è un problema un po' particolare, che è questo. Nei secoli i fiumi hanno eroso possiamo dire, la costa lagunare, e pertanto c'erano erosioni, c'erano inondazioni, e la cosa molto importante era il problema dei fanghi e dei sedimenti, nel senso che questi fanghi e sedimenti minacciavano gli equilibri idrici della laguna e interferivano in maniera netta e decisa sulle comunicazioni, mettendo in pericolo veramente l'esistenza di Venezia stessa. Ecco, utilizzando queste mappe io cercherò anche di indicarvi dei luoghi e degli aspetti che tuttora noi siamo in grado di riconoscere, cioè personalmente possiamo andare a vedere certe cose che magari esistevano nel 500, nel 400, le possiamo vedere anche adesso. Verso il XIII secolo i veneziani si sono accorti che effettivamente questi problemi esistevano, e allora io ho tratto da un decreto del Senato veneziano della fine del 200 questa scritta, cioè cum flumina Brente et mestre creverint multum et crescant. Cosa vuol dire? Poiché il fiume Brenta e il fiume Mestre, cioè il Marzenego, stanno creando ulteriori problemi e questi crescono nel tempo, mandamus, cosa vuol dire? Diamo incarico al magistrato delle acque affinché questo intervenga per cercare di limitare questi problemi che i fiumi presentano. Ecco perché allora ho cercato anche di unire in questa presentazione i due fiumi, perché hanno delle peculiarità che sono molto simili tra di loro. Allora, come facciamo a capire queste problematiche? Faccio riferimento a uno dei più grandi cartografi del tempo, forse il più grande, del 1500, il Cristoforo Sabadino, il quale presenta, è stato lui a disegnare questa mappa di Venezia della quale mi servo per dire quali erano le interferenze anche nel Cinquecento che Brenta e Marzenego portavano verso la città. Allora, dovete pensare, non so se avete riconosciuto, mi sembra di sì, penso insomma, questo naturalmente è il Canal Grande, questo è il canale della Giudecca, per intenderci. Allora il Brenta dove sfociava? Sfociava qui sopra. In questa immagine non lo vediamo esattamente, lo vedremo nell'immagine seguente. In modo, il Brenta che percorso faceva? Come vedete, il Brenta con le sue acque passava attraverso il canale della Giudecca e lo modificava, lo creava quasi. E poi entrava in bacino San Marco e poi usciva dalla bocca di porto del Lido. Non solo questo interessava il Brenta interessava anche il corso del canale Orfano, eccolo qua. Orfano perché? Perché era un canale che solitamente era orfano d'acqua, proprio perché spesso era intasato da fanghi, da detriti che arrivavano proprio dal Brenta. E il canale Orfano per i veneziani era un canale importantissimo perché nella sua parte terminale doveva essere percorso dalle imbarcazioni che venivano da Malamocco. Qui, dopo lo vedremo meglio, c'era la bocca di porto di Malamocco. Per entrare in bacino bisognava passare attraverso il canale Orfano. Ecco allora che i fanghi della Brenta, gli dico della Brenta perché una volta si diceva Brenta in termini femminili,
questi fanghi ostruivano il passaggio delle navi. Veniamo al nostro Marzenego, come vedete, Brenta e Marzenego sono due bocche d'acqua che vanno proprio a incastrarsi, diciamo, in Venezia, proprio di fronte a Venezia. Allora qui esce il Marzenego a San Giuliano, percorre il canale di San Secondo. Canale San Secondo è quel canale che noi quando andiamo a Venezia vediamo sulla sinistra rispetto al Ponte della Libertà che stiamo facendo. Questa è l'isoletta di San Secondo che vediamo proprio dal ponte. Allora, che fine fa l'acqua del Marzenego? Una parte va dentro il canale Grande. Ci sembra strano, ma una parte di acqua del nostro Marzenego passa proprio per il Canal Grande. La maggior parte però si infilava e si infila nel canale di Canareggio, che qui, se guardiamo bene, è scritto però Rio o canale di Canareggio. Canareggio perché? Canareggio perché, guarda caso, il Marzenego trasportava grandi quantità di canne palustri che raccoglieva durante il suo corso, e queste canne, guarda caso, andavano a finire proprio anche in Canal Grande. Poi uscivano, andavano in bacino e poi anche loro uscivano per la bocca del Lido. Per capire un po' meglio, vado via veloce perché altrimenti... Ecco qua. Vi mostro un'altra carta molto interessante, perché questa è una carta prodotta da Angelo Emo, l'ultimo comandante, l'ultimo ammiraglio della Marina della Serenissima, e qui vediamo molto bene allora. Ecco Fusina, cioè che è chiamata Lizza Fusina, vedremo perché, e qui il canale di Fusina, il canale della Giudecca, che naturalmente va a finire poi nella bocca di porto del Lido. Ecco il canale Orfano, vedete scritto canale Orfano, e qui sempre il Malamocco da questa parte qua. Quindi da Malamocco per entrare a Venezia si doveva passare per il canale Orfano, discorso che vi ho fatto prima. San Giuliano, qui arriva il Marzenego, canale di San Secondo, eccolo qua, dritto lineare proprio, e qui vediamo molto bene come l'acqua del Marzenego entrasse direttamente attraverso il canale di Canareggio all'interno del entrava al Canal Grande e quindi entrava poi in bacino San Marco e poi usciva al Lido. Altri punti dai quali partivano imbarcazioni naturalmente erano Campalto, qui c'è il canale di Campalto che porta verso le fondamenta nuove, e da Tessera, altro punto, altro porto, attraverso il canale di Tessera si arrivava sia a Venezia ma anche molto direttamente a Murano. Qui ho cerchiato due località delle quali vi parlerò molto meglio in seguito, cioè Marghera intesa non diciamo Porto Marghera naturalmente, ma intesa con quella località che prima si trovava dove adesso abbiamo Forte Marghera. L'altra località, l'altro punto è Anconetta, della quale vi parlerò in seguito. Come è intervenuta la Repubblica per sanare tutte le problematiche che abbiamo visto in precedenza. Cerco di andare molto veloce, nel senso che vi dico che il primo intervento fu alla fine del 1100, cioè il Brenta usciva a Fusina con due bocche, con due foci. Una di queste era molto problematica perché aveva creato proprio una grande penisola, quindi una lingua di terra che quasi quasi un po' alla volta stava andando verso Venezia, cosa che i veneziani assolutamente non volevano, e questa punta si chiamava Punta dei Lovi. Lovi in veneziano vuol dire lupo,
per cui era una penisola praticamente selvaggia, perché era cresciuta della vegetazione, e Venezia volle levar via perché non voleva l'interramento naturalmente della laguna. Quello che venne costruito è il famoso argine di intestatura. Qui siamo nel 300, quindi tutta una serie di pali, di graticci che dovevano contenere i fiumi, le acque, eventualmente le maree che potevano andare a disturbare gli argini e così via. Allora, un'altra soluzione fu questa, cioè il famoso traversagno, sempre palizzate con graticci per, vedete, proteggere il porto di Malamocco. Ecco l'entrata del porto di Malamocco, della quale vi dicevo prima, perché sabbia e fanghi provenienti da Fusina potevano andare a intasare il porto di Malamocco. L'altro intervento fu quello di spostare addirittura il Brenta e di creare quella che viene chiamato la Resta d'Aio, cioè un delta fuori proprio, come vedete, non più diretto verso Venezia, ma spostato verso sud. L'altro intervento, eccolo qua, scavo del canale Orfano. Bene, andiamo via. Quali erano le preoccupazioni dei veneziani, per esempio nel 1300 sotto il dogado di Marco Cornaro? Il doge era Marco Cornaro e si è scritto questo: ma ben con rimedi se posso venir questa gloriosa cittade, che così presto non veniria tanta disgrazia. Cioè come erano preoccupati i veneziani di queste situazioni, di questi fiumi. E un'altra frase che è rimasta poi celebre è questa mala visina spostala un po' più in là. Chi era la mala visina? La cattiva vicina era la Brenta. Addirittura spostala un po' più in là, era l'invito al magistrato alle acque a spostare proprio il fiume di brutto verso un'altra direzione. 1500 Marco Cornaro, che non era quello naturalmente il doge di prima, propone proprio di spostare i fiumi dalla laguna, portarli fuori, portarli verso il mare. 1500 sempre il Consiglio dei 10 sentenziava, parlando dei fiumi dei quali abbiamo visto, pestiferi e velenosi serpenti che di continuo erosegano la città, corrono, e da queste lagune, se da queste lagune non si rimuovono, minacciano la totale distruzione e desolazione della città. Quindi erano problemi grossi, erano preoccupati i veneziani, ecco per dire. Metà del Cinquecento la disputa tra Alvise Cornaro, che era un letterato, che era un filosofo padovano, e il proto alle acque che era Cristoforo Sabadino. Qui ci sono state dispute a non finire in questo periodo. Altra cosa che devo per forza dirvi è questa, cioè quanto i veneziani ci tenessero a preservare le acque. E questo editto è famoso, è famosissimo, è una, come possiamo dire, una lastra marmorea sulla quale era scritto questo, fatta da un personaggio molto importante, tenuto in grande considerazione dal Senato, che si chiamava Cipelli, il quale scrisse questa lapide, che sostanzialmente dice questo, che Venezia è stata fondata dalla divina provvidenza. Quindi Venezia è una città sacra e sacre sono le acque che la circondano, perché come le città dell'entroterra sono circondate da mura e queste mura proteggono la città, Venezia è protetta dalle sue acque. Questo è il problema importante.
e quindi nemico della patria, e deve essere punito chi osa intervenire sulle acque. Quindi le acque sono intoccabili, non si può intervenire, se non la Serenissima stessa. Questo editto deve rimanere in perpetuo, quindi dovrebbe essere valido anche adesso. Due parole allora sul Brenta. Spero di... no. Vabbè. Allora, Lizza Fusina, perché Lizza? Sapete perché? Perché Lizza? Le lizze erano quelle slitte di legno che servivano per caricare le navi. Quindi delle slitte fatte di pali dove passavano le merci o da una barca all'altra o da una barca al molo. Quindi Lizza Fusina, quindi un porto a tutti gli effetti. Ecco. Vedete la resta d'Aio, il Brenta viene deviato e viene portato in questa posizione. Ho segnato qui in blu pala, pala e pala. Perché pala? Pala significa palada. Palada cos'era? Erano dei pali collocati all'interno del fiume che rallentavano il passaggio delle barche, e là ci si doveva fermare e si doveva pagare una tassa. Quando si passava da un comune all'altro c'era la palada dove si pagava, quindi bisognava tirar fuori i soldi per poter passare. Metto in evidenza questi due, cioè Sant'Ilario e San Zulian. Perché? Perché queste due località le troveremo sempre su mappe del 500, 400 e anche 500, 400, forse anche nel 600, sì, anche nel 600. Allora, Sant'Ilario, perché ho cerchiato? Perché se noi andiamo a vedere sulle mappe attuali, sulle carte attuali, non troviamo certo né Sant'Ilario né San Zulian. Sant'Ilario che cos'era? Era importantissimo, nel senso che era un centro monacale, c'erano dei monaci i quali avevano bonificato tutta quest'area e inoltre facevano pagare delle tasse a chi passava per la Brenta. Nel tempo è successo questo, che il Brenta a volte straripava, a volte le maree hanno inondato Sant'Ilario, e pur essendo rimasto Sant'Ilario per secoli e secoli, è molto, diciamo, ben voluto dalla Serenissima, a un certo punto scomparve. Voi se andate in questa località adesso, che è la località Dogaletto, voi non trovate più niente, neanche una pietra di una città, era conventuale anche, che aveva avuto un risalto enorme attorno al 1000-1200. E qua vediamo San Zulian. Siete mai stati a San Zulian voi? No? E dove ci troviamo? Ci troviamo fra Mestre e Moian. Come mai salta fuori questo San Zulian qua? Allora, San Zulian era anche questo un centro conventuale benedettino che durante il Medioevo era molto considerato, era molto in voga, se vogliamo, perché proprio si trovava sulla direttrice del Terraglio. E anche questo, un po' alla volta, andò in disgrazia, passò da una mano all'altra, cioè dei vari nobili. A un certo punto però anche San Zulian scompare e non lo ritroviamo più. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che la località di San Zulian adesso potrebbe essere quella della Favorita. Ecco, la località che noi diciamo Favorita, molto probabilmente là c'era San Zulian, presente nelle mappe del 500 e del 600. Due parole su Dolo. Se voi andate a Dolo trovate il mulino. Perché vi parlo dei mulini? Perché sia il Brenta sia il Marzenego
erano ricchi di mulini importantissimi per la loro funzione, ma anche perché i loro prodotti poi potevano essere collocati e portati a Venezia. Ecco il discorso di prodotti, di merci che andavano verso Venezia. Mi piace farvi vedere anche questa immagine, forse questo sarà l'ultimo dei cosiddetti tiratori, cioè erano degli operatori che utilizzando cavalli, vedete, e funi facevano da traino alle imbarcazioni che risalivano la Brenta o il Brenta, come volete. Ecco una cosa che magari tutti non sanno, io non lo sapevo neanche io, ma magari facendo qualche ricerca sono riuscito a trovare fuori. Cos'è il carro di intestatura? Intestatura avevamo detto che era quella barriera che era stata messa a protezione della sponda lagulare. Perciò questa intestatura non facilitava lo scambio tra laguna e il Brenta. E allora si era inventata questa struttura. Vedete, una struttura complessa perché addirittura venivano adoperati dei cavalli. E cosa si faceva? Si prendevano le barche, venivano poste in una slitta che si chiamava appunto carro di intestatura e venivano transitate in questa maniera dalla laguna al Brenta, oppure eventualmente quando ritornavano dovevano fare lo stesso percorso. Questa struttura era gestita dalla famiglia Pesaro, dalla nobile famiglia Pesaro. Infatti uno dei rami della famiglia Pesaro si chiamava Pesaro del Carro, perché erano loro che gestivano questa struttura. Vedremo che il carro lo troveremo poi anche per il Marzenego, ecco perché ci sono anche queste affinità. Quali erano gli operatori che lavoravano in questi transiti, in questi spostamenti? Naturalmente i peateri, i burcieri. Ecco per esempio, questa era la loro insegna. I sabbioneri, quelli che trasportavano sabbia, quindi lavori incessanti avanti e indietro. Gli acquaroli, sappiamo tutti che Venezia è riuscita a sopravvivere perché portavano l'acqua del Brenta dai Moranzani ai pozzi veneziani, specialmente d'estate quando i pozzi si seccavano. E ulteriormente, sempre ad Olo, se voi andate vicino dove vi ho fatto vedere quel mulino, trovate proprio un pezzo di marmo così, dove è scritto Inc Urbis Potus. Cosa vuol dire? Che da là partiva la seriola, cioè era un canaletto da dove partiva l'acqua proprio del Dolo, cioè acqua diciamo pura, molto potabile, che arrivava fino ai Moranzani, cioè praticamente vicino a Fusina. E là gli acquaroli andavano con i loro burci, con le loro imbarcazioni, a caricare l'acqua della seriola, quindi un'acqua estremamente pura, estremamente potabile. Per avere un'idea di quali fossero le barche che passavano sia in laguna e sia nei fiumi, ecco questo, trasporto fassi, quindi legna, trasporto vino, ecco qua. E guardate, già nel 600-700 c'era il Burchiello che viaggia sopra la Brenta, quindi i nobili, i ricchi veneziani si servivano di queste imbarcazioni, vedete anche molto ricche, molto ben adorne, per arrivare nelle loro ville, ricchissime ville del Brenta. Altra cosa interessante è questa, cioè, non so, prima Manno vi ho fatto presente che effettivamente le comunicazioni avvenivano prevalentemente attraverso via Fiume e le strade erano molto modeste, erano molto, molto piccole, molto, diciamo, poco utilizzate se vogliamo anche, perché era difficile la manutenzione.
vi faccio notare ancora una volta, guardate, Sant'Ilario e San Giuliano anche in questa mappa, per cui avevano una certa importanza, località che adesso praticamente sono scomparse. Allora questa è Fusina, questa è la Testa d'Aglio, vi faccio notare questa stradella, vedete? Allora questa stradella comunicava, interessante perché era una strada che in certe carte ho trovato stradella postale. Perché? Perché a Fusina arrivava la posta di Venezia, era dove si raccoglieva la posta di Venezia, lo smistamento della posta. Quindi quella strada serviva anche per portare le lettere e la posta. Vabbè, quello che volevo farvi notare è che questa strada collegava due porti, cioè il porto di Fusina e il porto di Marghera, vedete? Quindi due porti, uno sulla Brenta, l'altro sul Marzenego, però erano unite da questa strada. Qui cerchiato vi ho altre località, dalle quali se ho il tempo ve ne parlo, per esempio il Tombello. Ho lasciato qui Tessera e Campalto perché non vorrei che il nostro Cristoforo Sabadino abbia fatto una trasposizione, perché in effetti sulla via, diciamo sulla vecchia via Annia per avere un riferimento, senz'altro e anche adesso viene prima Campalto e dopo Tessera. Io non vorrei sbagliarmi, ma forse ha sbagliato Cristoforo Sabadino. Qui c'è la località di Terzo, altra località importante, specialmente in età romana, e questo è Pallaga. Qui è scritto Pallaga, a volte Pagliaga, insomma non è sempre così esatta la terminologia, uguale. Insomma. Moranzan, non so se qualcuno di voi è stato al Moranzan, questa è una località importantissima. Prima di arrivare a Lizza Fusina, le barche devono passare attraverso il Moranzan. Perché? È stato costruito nel 1600 queste porte, questo bacino. Perché? Perché serve a vincere il dislivello di quei 2 metri e mezzo esistenti fra il Brenta e la laguna. Quindi le barche devono entrare qui dentro e poi vengono aperte le porte e si può andare in laguna. Interessante il fatto che qui dietro la casa del manovratore abbiamo le tariffe che si dovevano pagare, vedete? Siamo nel 1613, tariffe da pagare per passare attraverso questa chiusa. Sempre qui davanti, se andate, le potete vedere, è proprio evidenziata qui davanti, peote e barche per il trasporto di lane al lavaggio potranno transitare liberamente. Le lane possono procedere senza pagare. Perché? Perché in quella zona c'era proprio il lavaggio di tutte le lane provenienti dall'entroterra. E perché là? Perché l'acqua era un'acqua pura, un'acqua che non era salmastra come quella della laguna e quindi veniva molto utilizzata per questo scopo. Dai, siamo alla fine per quanto riguarda il Brenta. Forse avete già capito di cosa si tratta. Questo è il canale della Giudecca. Qui andiamo avanti, stiamo andando verso il Lido, per intenderci. In fondo, non so se vedete, ma si intravedono le cupole di San Marco. Questo è il campanile di San Nicolò dei Mendicoli e questa è Santa Marta. Guardate i fanghi, le sabbie del Brenta, cosa avevano prodotto nel tempo. Avevano prodotto una grande spiaggia, una spiaggia che nel Settecento era frequentatissima dai veneziani. Là si svolgevano feste, si vergevano sagre ed era proprio il lido, se vogliamo, dei veneziani, proprio a portata di mano. Adesso naturalmente qua ci sono tutte le strutture marittime e quant'altro, c'è il porto in poche parole.
però nel Settecento ecco come si presentava la spiaggia di Santa Marta. E veniamo finalmente al nostro Marzenego. Io dico nostro Marzenego perché? Perché ce l'abbiamo qui sotto. A 30 metri abbiamo un ramo del Marzenego, il ramo delle beccherie. E sarà una combinazione, sarà una coincidenza. Penso che qualcuno di voi si ricorderà che qui sotto, proprio a 100 metri da qua, c'era che cosa? Fino agli anni 60 c'era il macello comunale. Quindi beccherie, macello comunale, non so se sia una coincidenza, però c'era il macello qui sotto. Va bene, qualche punto sul Marzenego. Risorgiva a Fratta di Resana. A Mestre sappiamo che ci sono i due rami che passano all'interno della città, vedremo naturalmente bene in seguito. Un terzo ramo invece entrava proprio nel nel castello di Mestre, e partiva da San Rocco, dove c'era la chiesa di San Rocco, e transitava per via San Girolamo e poi usciva per le Caneve, per via Caneve. Altri canali che hanno interferito nel tempo con il Marzenego, lo scavo della fossa Gradeniga. Gradeniga, il nostro canal Salso, o canale di Mestre, ad ogni modo canal Salso, e siamo nel 1361, Gradeniga, perché lo scavo fu fatto durante il dogado di Giovanni Gradenigo, del doge Gradenigo. Deviazione sul canale Osellino, ecco il discorso dell'Osellino. Il Marzenego arrivava fino a Marghera e nel 1507 si è pensato che un ramo del Marzenego era bene deviarlo verso Tessera, quindi portarlo fuori in modo che in modo che residui vari non andassero proprio direttamente verso Venezia, quindi deviazione dell'Osellino. Altra deviazione è quella della Cava Nova, cioè 1520 da via Poerio, praticamente dove adesso abbiamo passa il Marzenego, ma adesso si chiama Camestre, no? Le barche, ecco, il supermercato delle barche. Là partiva, è stato scavato un canale che si chiamava Cava Nova, che ha fatto poi una brutta fine che vedremo. Nel 1805 è stato completato il canale Osellino. Ecco, vi ripropongo ancora uno dei 20 mulini che si trovavano sul Marzenego, importanti perché perché davano delle produzioni che poi servivano anche per Venezia naturalmente. Tutti i macinati che producevano servivano sia per Mestre ma poi passavano anche verso Venezia. Mulino Fabris, se lo volete andare a vedere, alla fine di Zelarino voi andate verso sinistra, arrivate sul Marzenego e se fate questa riva, questa sponda, lo potete vedere proprio, se volete, da vicino. Perché allora vi ho parlato dei mulini, della loro importanza? Perché ecco qua, questa forse è la prima pianta di Mestre, quindi proprio un disegno molto semplicistico se vogliamo e non certo accurato, però quello che noi vediamo è la presenza di mulini e di folli. Vuol dire che Mestre era interessata da passaggio di acque che alimentavano mulini e che alimentavano i folli. Folli che cos'è? Erano le produzioni del feltro. Il feltro veniva prodotto utilizzando anche le acque che passavano per Mestre. A conferma di questo discorso della presenza di mulini, allora quello che possiamo vedere anche oggi è quello che si trova davanti all'attuale municipio. L'attuale municipio c'è la provvederia
avete presente quella costruzione che è, diciamo, sostenuta da una colonna che ha veramente un certo interesse. Perché? Perché su questa colonna, che ho fotografato, ne ho fotografato soltanto una parte, naturalmente è molto più lunga, è scritto Men passus Veneti molendinor. Men, cosa sta? Mensura, vuol dire misura del passo veneto. E questa era la misura del passo veneto, naturalmente, lo vedete fino in fondo, è 1,74 m diviso in 5 piedi. Però la cosa interessante è che è scritto molendinor, cioè queste misure sono valide per questa zona di mulini, Mestre città di mulini. Altra cosa interessante è questa, vedete qui ho fotografato F e P, sotto ci sono riportate altre iniziali che sono L e F, cioè fieno, paglia, legne e fassi, cioè erano i volumi che dovevano avere queste merci quando passavano per Mestre. Detto questo, ecco allora ritorniamo al nostro Cristoforo Sabadino. Allora questa è una delle più vecchie mappe diciamo di Mestre e dintorni. Quindi abbiamo il Marzenego che entra a Mestre, forse il buon Cristoforo qua si è dimenticato dell'altro ramo, perché qui ci doveva essere un altro ramo, ma non importa. Abbiamo però la Cava Nova, quella che vi ho detto prima, che partiva praticamente da Camestre, adesso diciamo, e andava verso il Bottenico. L'altra cosa che possiamo rilevare è la Gradeniga. Ecco qua, la Gradeniga praticamente era stata scavata per poter arrivare con le acque proprio fino in centro Mestre. E praticamente si arrivava a Piazza Barche. Una volta si arrivava in Piazza Barche con la Gradeniga che metteva in contatto il centro di Mestre con Marghera. Marghera, per intenderci, dove adesso abbiamo Forte Marghera. Qua già si intravede un pezzo del canale Osellino, cioè quello che andava poi verso Tessera, e qui un altro canale, un'altra Cava Nova che andava verso il Bottenico. Ecco qual era invece il corso del Marzenego, vedete un corso molto tortuoso che però arrivava a Marghera. Scusate ma vado molto velocemente perché il tempo è quello che è, non so neanche se avrò il tempo per dirvi tutto. Beh, ad ogni modo, questa è una bella pianta, come vedete, siamo all'inizio del 600, questo è il vecchio castello di Mestre, questa è la piazza, e la piazza proprio è all'interno dei due rami del Marzenego. Allora il Marzenego, il ramo diciamo più a nord è il ramo delle Beccherie, quello che passa qui sotto, l'altro è il ramo delle Muneghe, eccolo qua, lo vedete? Dopo lo sappiamo che i due rami si ricongiungono e al ponte del Colombo abbiamo la congiunzione dei due rami. Un'altra cosa, sempre parlando dei mulini, vedete qua il mulino del Gajan. Se voi andate in questa località, adesso certo il mulino del Gajan non lo vedete più, questa è la zona della Cipressina per intenderci. Ecco. Mulino del Gajan scomparso naturalmente, scomparso, è finito. Dal punto di vista delle strade, ecco qua, via da Castelfranco è scritto, questa è la Castellana e questa che cos'è? Questo è il Terraglio. Ecco le vie di comunicazioni che permettevano dall'entroterra di arrivare a Mestre e poi da Mestre o magari con i fiumi oppure con la Gradeniga che voi vedete qua si riusciva ad arrivare a Venezia. Questa era la Cava Nova, vedete, siamo proprio nella zona di Piazza Barche, ecco. Quindi
la Gradeniga, quindi Canal Salso, e qua vedete è scritto il terraio. Perché terraio? Perché evidentemente ottenuto, è la strada che facciamo attualmente, diciamo a lato del Canal Salso, terraio perché ottenuta con la terra che era stata scavata dalla Gradeniga. Passo velocemente a quest'altra mappa, Mulino del Gaggian, eccolo qua, sempre pronto. Ecco qua il punto dove abbiamo la biforcazione. Biforcazione è venuta perché? Perché questo era il vecchio ramo secco del cimetto, cioè un ramo che non veniva utilizzato. Allora nel 1400 si è detto perché non li uniamo e biforchiamo praticamente il Marzenego. Marzenego, come abbiamo detto prima, esce al ponte e i due rami escono e si uniscono poi in seguito. Ecco il ramo interno invece, cioè quello che parte da San Rocco, passa per insomma, passa proprio dietro alla torre dell'orologio, o meglio passava San Girolamo e poi usciva verso le Caneve, verso via Caneve. Ecco la Gradeniga, la vedete qua. Cerco di andare via in velocità. Ecco un'altra cosa interessante, guarda caso, viene sempre fuori una mappa catastale del 1781, Mulino del Gaggian, eccolo qua. E una cosa interessante che ho notato, l'unica carta dove ho trovato dei 4 cantoni. Vedete la scritta dei 4 cantoni, una località che dove passiamo spesso, insomma, perché questo è il Terraglio, questo è la via Castellana, no? E questo invece è via Torre Belfredo e questa era la porta Torre Belfredo. Vabbè, allora perché dei 4 cantoni? Perché qui già dal 500 c'era Ca-Zen, cioè la casa, la villa degli Zen, famosissima, importantissima famiglia veneziana, la quale aveva fatto una villa con 4, come si può dire, con 4 castelli. Ecco perché 4 cantoni. 4 cantoni perché i 4 cantoni di questa villa, che poi vedremo anche meglio, c'erano questi 4 castelli. Quindi località 4 cantoni deriva proprio da Ca-Zen. Questa credo sia una cosa che già conoscete. Questo è il vecchio castello di Mestre, che poi è il Castelnuovo, se vogliamo, e solo per dirvi quali erano le porte di accesso. Allora, qui è la porta Belfredo, quella che dopo ci porterà verso Castelfranco, verso Treviso e così via. Questa è la porta che è cosiddetta Altinate, perché ci porta fuori verso la Triestina, verso la via Annia, quindi anche verso la vecchia Altino, e questa naturalmente è la porta di Borgo, cioè dove abbiamo ora la torre dell'orologio, ecco per intenderci. Allora, la via di Borgo è importante perché? È importante perché uscendo dalla porta di Borgo possiamo andare in via Verdi, l'attuale via Verdi, l'attuale via Carducci, la tale via Verdi e via Carducci che poi si riunivano e si riuniscono tuttora nella via Miranese, che guarda caso una volta veniva chiamata strada padovana. Strada padovana perché? Perché la Miranese, come voi sapete, va per Mirano, va poi per Noale, ma a Noale cosa arriva? A Noale arriva la via Noalese che veniva da Treviso e assieme andavano verso Padova. Ecco perché allora strada padovana. Anche qui in questa mappa, in questo disegno, vedete San Rocco, il canale che passava dentro e usciva verso dopo San Girolamo per via delle Caneve. E su questo canale interno
c'erano 3 ponti, 1, 2 e 3, che magari, non so, se abbiamo tempo, li vediamo anche dopo. Ecco qua. Questa è un'altra mappa fatta nell'800, però si fa riferimento al fine 600. Ecco il nostro canale interno con i 3 ponti, dei quali vi ho detto prima, e qui nel 600 c'era ancora la peschiera, cioè quello che rimaneva delle antiche fosse che circondavano il castello di Mestre. Ecco qua, mi dispiace ma vi riporto un momentino indietro. Ecco qua dove era Cazin, vedete? Cazin, questo è sempre rappresentata, come vedete, con le 4 torri. Ecco Cazin. Naturalmente questo è uno schizzo molto... vabbè. Qui riconosciamo la Gradeniga, qui non so se sia stata un'omissione, ma non viene segnata la cava nova. Sempre per riconoscere Cazin, vedete anche in questo caso la villa con le 4 torri. E attualmente cosa troviamo? La villa naturalmente è scomparsa, però attualmente se noi andiamo là troviamo questo condominio nel quale c'è questa rappresentazione, questo quadro che ci riporta indietro, ci dice questa era Cazin e questi sono i 4 cantoni. E se voi andate a vedere il condominio vedrete ancora che sono stati ricostruiti 4 torrette a ricordo di questa villa. Come siamo qua col tempo? Vado via. Io non voglio commentarvi ulteriormente sta roba perché questa ve la potete andare a vedere alla VES, cioè alla biblioteca comunale, dove è esposto questo plastico che è una meraviglia, fatto dagli insegnanti e dagli allievi del Bern, e ve lo potete andare a vedere, fatto in maniera splendida, e potete stare là ore a vedere proprio i dettagli particolari. Vi segnalo soltanto le 3 entrate ed uscite. Questo naturalmente è quello che adesso è la torre dell'orologio. Quella era una delle aperture, questa è la Torre Belfredo e questo era il passaggio di via Altinate, qui abbastanza qui vicino. Questa è San Girolamo e qui vedete allora proprio il canale interno che passava con i 3 ponti che vi ho detto prima. Ecco qua, sono delle riproduzioni estremamente precise e molto accurate. Cosa importantissima invece è il porto di Mestre. Porto di Mestre che si trovava dove adesso c'è Riviera Margellano, praticamente sotto la torre dell'orologio, se vogliamo, no? E perché si chiamava Ripa dei Collalto? Perché evidentemente era già stato predisposto durante il periodo di dominazione trevisana a Mestre, e quindi già sotto i trevigiani c'era la Ripa dei Collalto, cioè un porto che permetteva il passaggio di imbarcazioni attraverso il Marzenego, che poi comunicava eventualmente con la laguna. Altri 2 piccoli porti si trovavano sul ramo delle Beccherie, quindi non molto lontani da qua, e l'altro sul ramo delle Muneghe, quello che passa, diciamo, sotto Piazza Ferretto, dopo Piazza Ferretto. Espandendo quello che vi ho fatto vedere prima, che era questo dettaglio, vediamo un po' com'era la situazione per quanto riguarda fiumi e vie, naturalmente. Eccola qua, la cava nova della quale vi ho detto prima, questo canale che era stato scavato per mettere in comunicazione il Marzenego con il Botenigo, qui viene definito come Brentella.
Perché? Perché il termine brentella veniva utilizzato in maniera molto facile, nel senso che ogni canale veniva definito inizialmente come brentella. Il termine brentella deriva da Brenta, naturalmente, e allora anche da Brenta deriva brentana. Brentana che cos'è? Quando abbiamo una pioggia torrenziale può formarsi una brentana, quindi un grande flusso d'acqua. L'altro termine è Brenton. Il Brenton che cos'è? È il lago che si forma magari quando abbiamo una grande pioggia, e quello veniva un tempo definito, chiamato Brenton. Bene, allora questa è la Gradeniga, l'abbiamo ormai citata tante volte. Questo è il Marzenego che usciva naturalmente da Mestre, ma vedete con tutte queste anse, con tutto questo andamento. Il Marzenego poi si divideva in due rami, un ramo passava per, come vedremo, per Marghera, l'altro ramo andava a finire nell'Osellino. Quindi l'Osellino incominciava qua, incominciava a Marghera. Vado via, va? Via. Questo è un disegno molto interessante, vabbè, insomma, ci fa vedere come già da Miran fosse fatto nel 1600 il taglio del Musone. Ecco, questo è il taglio del Musone, che inizialmente in passato passava anche molto vicino a Mestre, ma nel 600 viene fatto il taglio del Musone che porta l'acqua del Musone verso Mira, e quindi lo porta nel Brenta. Una cosa che mi piace farvi notare è questa. Vedete la fossa nova della quale vi ho detto prima? Fossa nova è scritto con acqua morta. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo canale che era stato fatto non ha eseguito il suo compito, nel senso che ci si è accorti che non c'era la pendenza adeguata per andare verso il Bottenigo, per dirottare l'acqua del Marzenego. E infatti un po' alla volta è stato interrato prima un primo tratto e poi il secondo tratto, per cui se noi adesso andiamo in cerca della fossa nova non la troviamo più perché è stata interrata. Ecco allora Marghera, vedete qua, altre cose interessanti, per esempio Cavernago, Tombello, e il canale dell'Anconeta, che se ho un po' di tempo vi dirò a cosa serviva. Anche qua dovrei mostrare. Vabbè. Allora, questa è una mappa catastale della fine del Settecento. Se avete ancora voglia di ascoltare, ad ogni modo. Ecco qua. Questo è, vedete cosa era rimasto del Rio Cimetto. Il Rio Cimetto era quel ramo del Muson che è stato sfruttato per ricavare il secondo ramo del Marzenego. Se voi andate là, e questa è una fotografia di poco tempo fa, ecco cosa è rimasto del vecchio Muson, cioè del vecchio Cimetto. Questa è una foto fatta poco tempo fa, vedete, è praticamente un fossato con acqua stagnante. Cosa possiamo dire qua? Possiamo dire i due rami del Marzenego, e la cosa interessante che ci mostra questa mappa è questa parte qua. Cioè vedete, una volta la Cava Nova partiva da questo punto e percorreva praticamente tutta via Cappuccina, andava di là a Marghera. E qui vedete che invece la Cava Nova non esiste più, è stata interrata nella sua prima parte fino alla chiesa dei Cappuccini. E cos'è diventata questa porzione? È diventata via della Brenta Vecchia. Via della Brenta Vecchia. Ecco allora da dove deriva, perché era una brentella vecchia che è stata interrata, via della Brenta Vecchia. Successivamente anche l'altro tratto è stato interrato e quindi tutta questa parte è scomparsa. Altre cose interessanti, ce ne sono tante. Ad ogni modo, qui ho segnato Querini.
Villa Querini, che conoscete con il suo parco, e questa invece è mamma mia, e Cale Erizio, Villa Erizio, dove c'è adesso la biblioteca comunale. Vabbè, ecco, allora vedete le due strade qua. Qui col termine stradella è praticamente questa è Via Verdi. Questa che viene chiamata con il termine strada cava perché? Perché passava sopra la Cavanova. E allora queste due strade poi si uniscono e danno luogo a Via Milanese. E queste sono due strade importantissime perché o erano e sono anche adesso perché permettevano l'accesso dall'entroterra verso la Gradeniga e quindi chi veniva dall'entroterra poteva poi imbarcarsi o portare le sue merci sulla Gradeniga e poi andare verso Venezia. Una cosa che forse magari non tutti sanno è che qui, proprio davanti a Ca' Querini, a Villa Querini, c'era un'ansa, la vedete? Eccola qua. Era questa l'ansa che faceva il Marzeneo che arrivava praticamente fino a Via Verdi. Ci si è accorti che questa ansa dava disturbo e allora di botto, se vogliamo, è stata fatta questa deviazione a 90 gradi, per cui davanti a Villa Querini voi vedete che il Marzeneo fa proprio una deviazione a 90 gradi e va per via 20 settembre. A giustificazione, a conferma di questo, ecco qua, mappa comunale del 1700, ecco qua, il Marzeneo arrivava, passava davanti a Villa Querini, però andava più avanti, creando questa svolta, questa ansa. La località si chiamava appunto Sabbioni perché in questa ansa venivano accumulati grandi quantità di sabbie e di fanghi che creavano un disturbo anche al passaggio attraverso il Marzeneo. E allora il comune cosa fa? Propone taglio di salda per togliere una viziosa svolta. Ecco il programma del comune che poi viene eseguito, quindi noi abbiamo il taglio della viziosa svolta. Vedete voi? Il tempo è tiranno, ad ogni modo vediamo se... Oppure se non ci sono continuo ancora un altro po'. Cioè la fossa nuova che partiva da Piazza Marco sì. Passava davanti a quelli che poi sono diventati via Cappuccina. Sì. E poi andava verso la guerra. Sì. Però da quello che ho visto io nelle carte arrivava fino alla Rana, quella località che si chiama Rana, sì. E dopo andava sul Bottenigo. si buttava nel Bottenigo. Sul Bottenigo e dal Bottenigo mi sembra averlo che si potesse vedere anche da qua. Guarda la Fossa Nova, andava al Bottenigo. Questo è il Bottenigo. E dal Bottenigo, attraverso il sovrabbondante cosiddetto,
poteva procedere e andare addirittura fino al Brenta. Qui è proprio evidente, qui siamo nel 1740 e... Infatti il Brenta è vicino alla Rana. Sì, la Rana ce l'abbiamo qua così, località Rana, ma poi bisognava raggiungeva il Botenigo, che non era nient'altro che la parte terminale del Muson. Il Botenigo è la parte terminale del Muson. E avrei una domanda anch'io allora, Giorgio, che prima ci hai fatto vedere il carro di Lizza Fusina, no? La domanda che ti faccio è, ne esisteva uno simile anche a Marghera o mi sbaglio? Allora, solo un attimo, eccolo qua, guardate. Inizialmente, e con questa penso di concludere, eccolo, inizialmente questa era la Gradeniga, cioè il canale che arrivava da Mestre, Gradeniga, ma la Gradeniga non ci portava direttamente in laguna. Veniva deviata e andava verso un canale che si chiamava Botenigo, che anche questo andava a finire nel Botenigo. Per passare e andare in laguna, eccolo qua, c'è il carro. Vedete, inizialmente non era diretto il passaggio. Qua arrivavano, non so, arrivavano le carrozze, arrivavano i carri, in questa zona che era Marghera poi, perché questa era Marghera, e qui c'erano i depositi delle merci, addirittura qui è scritto osterie, c'erano le osterie. Ad ogni modo, per passare e andare in laguna bisognava transitare le barche, come avete visto in precedenza, attraverso il carro. Ecco il carro, è segnato in questa mappa, non è che uno se lo inventa. Ecco. E l'altra cosa interessantissima è questa, visto che ce l'ho proprio qua davanti. Che cos'è questo? Questo era il ponte che permetteva a chi veniva da Mestre e percorreva la strada, in questo caso con le carrozze, con i calli, come voleva, arrivava a Marghera, in questa piazza di Marghera, passando però sopra il ponte, vedete? E qual era questo ponte? È quello che noi vediamo quando andiamo a Forte Marghera, eccolo qua, questo è il ponte. E qui sopra, questa è una sopraelevazione che è fatta in un secondo tempo, ma qui passavano i carri, passavano chi voleva, insomma, a andare a Marghera. Era la direzione anticamente del forte, poi, lì sopra. Sì, certo, esatto. Proprio così, e sotto questo ponte cosa passava? Passava una certa quantità di acqua del Marzenego, vedete? Passava sotto qua. E questa è la cosa interessante che magari non si pensa, perché questa era la prima situazione, questa è la prima struttura. E poi hanno fatto il ponte. Ecco qua, a questo punto dopo... Perché avevano tenuto separate le acque dolci dalle acque salmastre? Perché ritenevano che questa commistione potesse portare a problemi di insalubrità, problemi di vario tipo. Allora, a un certo punto hanno aperto la Gradeniga e quindi, vedete, il flusso è diventato diretto. Però c'era ancora il ponte, per cui a Marghera si poteva arrivare sia con la barca, sia si poteva arrivare attraverso questo famoso ponte che abbiamo visto, e a Marghera magari imbarcarsi e andare verso Venezia. Ultima cosa e dopo vi lascio tranquilli. Ecco qua cosa è successo poi alla fine del Settecento. Vedete, questo è il Marzenego, Osellino, però il ramo che passava sotto il famoso ponte non esiste più. È un ramo secco che ormai non porta più acqua, mentre il flusso dalla Gradeniga verso Venezia, eccolo qua, ormai è un flusso diretto. Qui c'è il canale a Bretella, ultima cosa, una palada in questa posizione,
e la casa degli Zaffi. Zaffi chi erano? Erano i finanzieri del tempo, erano coloro che controllavano l'andirivieni delle merci e quindi controllavano le merci che passavano. A questo punto io avrei tante altre cose, ma magari le teniamo per un'altra occasione. E la beo. Chi ti è? Ringraziamo di nuovo Fazzine, vi saluto tantissimo e vi rinnovo gli auguri di buone vacanze. Arrivederci a tutti, a settembre. Il prossimo anno.